Sono sottoposto anch'io come primo cittadino al test rapido sierologico, lettera di attestazione del test che è negativa. Voglio ringraziare tutto il personale dell'Angelo, tutti i volontari, la protezione civile, tutti quelli che ci stanno dando una mano, perché è un grande lavoro silenzioso che facciamo tutti i giorni. Adesso oggi stiamo verificando tutte le persone della nostra polizia locale, della protezione civile. Ringrazio veramente per la squadra dell'Angelo, dell'ASL, il contatto e il rapporto con la regione. Continueremo a far così e vi terremo informati. Dai che ce la facciamo. Quello che succede stamattina è che sottoponiamo la popolazione che afferirà qui al Palasport Taliercio a un test sierologico per la ricerca degli anticorpi contro il Covid, immunoglobuline G, immunoglobuline M. Gli operatori sono in gran parte carabinieri, guardia costiera, assistenti sociali, polizia locale, Croce Rossa, Croce Verde, quindi popolazione di operatori che hanno a che fare con altra gente. Entreranno dall'ingresso principale dove verranno accettati, dopodiché gli verranno consegnate delle etichette, si recheranno qui presso una delle nostre postazioni. Abbiamo allestito 8 postazioni dove verrà materialmente eseguito il test, che consiste poi in un prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello. Le persone aspetteranno 10 minuti qui nel Palasport. Nel caso di negatività, quindi gli verrà consegnato un attestato e potranno tornare a casa. E nel caso invece dovessimo riscontrare anticorpi approfondiremo l'indagine con il tampone.